la vedremo le auto. D'estate c'è la gusta gli mette passeggini. Brava, per fare calcio. Oh, non deve essere che meno, non deve essere un po' l'uomo. Infelice proprio, come sia come rovescio, sia come terreno di gioco, proprio infelice. Guarda, dicevo questo. Ragazzi! Dai, oh, dai! Sportivi appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo della Panormus per la sfida tra Academy Panormus e Sport Belice, valida per il ritorno del primo turno playoff della fase regionale del campionato allievi under 16, partita che si gioca qui a Palermo dopo l'andata giocata in casa della formazione trapanese, terminata con il punteggio di 3-1 in favore dei ragazzi guidati da Salvo Lo Giudice. Dunque c'è la ricerca dell'ipoteca del passaggio del turno per i giallorossi, che partono appunto forti del doppio vantaggio acquisito nella prima metà, nel primo tempo di questo confronto. Ora ci sono da giocare altri minuti importanti, c'è un altro round da completare. Intanto vediamo da entrambe le parti, li vedete alle due estremità dello schermo, i due gruppi che si caricano ovviamente, ognuno per la propria parte, per cercare ovviamente di trarre il massimo da questo debutto. Intanto andiamo con le formazioni prima del fischio d'inizio, con l'11 giallorosso che darà il via alla gara. 11 giallorosso che presenta tra i pali Marchese, poi in ordine numerico La Motta col numero 2, Cutrona col 3, Quattrocchi col 4, Liga col 5, Mattaliano col 6, Giglio col 7, Profeta con l'8, Di Stefano col 9, Salerno col 10 e Fazio con l'11. Ultimi controlli alla panchina di Massimiliano Marrone, allenatore dello Sport Belice. Poi il via alla sfida, ultimi controlli su entrambi i lati del campo. Vedi che andrò anche con la lettura della formazione del Belice Sport. Qualche minuto di ritardo sul via dell'incontro che arriva in questo istante, quindi inizia Academy Panormus Belice Sport. Mettetevi comodi per questo match di ritorno, primo turno playoff campionato allievi under 16, passato su scala regionale, le due squadre che si sono fatte valere nei rispettivi gironi provinciali. Allora formazione del Belice Sport con Lombardo in porta, poi sempre in ordine numerico col 2 Triolo, col 3 Amato, con il 4 Gioia, con il 5 Ciulla, con il 6 Almerico, con il 7 Calandra, con l'8 Ciccio, col 9 Pisciotta, col 10 Catalano, con l'11 Sabella. Intanto subito in avanti l'Academy Panormus con questo tentativo e subito calcio di rigore, 40 secondi sul cronometro, il fallo ai danni di Fazio. Dunque subito opportunità dagli 11 metri per l'Academy, che può mettere ulteriore ghiaccio su questa gara e su questo passaggio del turno. Un minuto di gioco e già primo brivido, primo colpo di scena
Sul pallone si è portato Davide Mattaliano, la concentrazione, il fischio, la battuta sulla traversa. E allora sfuma l'opportunità di 1-0 dopo 75 secondi per l'Academy Panormus. Poi c'è un fischio ancora, un fallo di mano. Era da capire come e se inciderà dal punto di vista soprattutto morale da una parte e dall'altra questo episodio, perché se da una parte il Belice Sport si sente giustamente ancora in piena corsa avendo scongiurato la palla del -3, dall'altra parte c'è un Academy Panormus che deve far vedere di avere comunque qualcosa in più, come già dimostrato nella gara di andata. Ricordo gara di andata finita 3-1 in favore dei giallorossi di mister Lo Giudice, in gol con Mattaliano, Di Stefano e D'Alfonso nel primo atto della sfida giocata a Trapani. Tanto la Motta, poi a vuoto Giglio, rimessa a Belice con Ciulla, la palla giocata in avanti verso Calandra, poi ancora Ciulla che la ritrova, spalla alla porta, prova a muoversi Pisciotta, viene fermato, subentra con l'anticipo Triolo sul movimento di Salerno, poi va giù Triolo, l'arbitro lascia giocare, rimessa per il Belice Sport. Palla. Arbitro tempo. C'è solo la palla, arbitro. Fallo laterale per Ciulla, qualche metro più indietro, cercato Calandra, anticipato qui dal colpo di testa di Giglio, poi recupera ancora la palla il Belice Sport con Triolo, lancia in avanti a cercare Ciccio alla conclusione subito ribattuta, prova ad uscire l'Academy ma non riesce, allora ancora l'avanzata di Triolo, fermato, e poi autore del fallo su Profeta, punizione Belice Sport, terra Salvatore Profeta. Minuti importanti questi della partita per entrambe le squadre, sempre per il famoso discorso post rigore, mentre qui è ottima l'uscita da parte di Quattrocchi, il servizio per la Motta, in mezzo chiude bene Triolo, anche il cambio di condizioni campo per entrambe le squadre. Da una parte ovviamente si gioca nella tana dell'Academy Panormus, abituata anche a questo genere di dimensioni del terreno di gioco, Belice che ha invece abitudini diverse, ma chiaramente poco ci vuole ad adattarsi, mentre intanto Di Stefano spalla alla porta, la protegge, poi lo scarica indietro per il tocco di Quattrocchi sbagliato. Girala! Allora prova a ripartire il Belice Sport, ma fa buona guardia a Liga, avanza Liga, subito fermato, poi la scivolata per intervenire su Gioia, l'ultimo tocco è di Catalano, rimessa per l'Academy Panormus, rimessa per Marco Lamotta, servizio alla ricerca di Giglio, poi ancora Lamotta, prova a passare il via centrale, viene fermato, l'ultimo tocco è di Calandra, rimessa ancora giallorossa sempre con Giglio, area di rigore, Di Stefano prova a girarsi, non ci riesce, poi prova in qualche modo a crearsi lo spazio, colpo di testa ancora verso lo specchio della porta, blocca un'uscita Lombardo. Il rilancio, colpo di testa da parte di Fazio, la sua prima sortita nella partita, aveva regalato il calcio di rigore ai suoi. Sali! Mattaliano dietro su Marchese, rischia qualcosa Marchese, per poco non la perde, poi si avventura fuori dall'area, il tentativo piazzato e il gol di Ciccio che dimezza lo scarto tra le squadre, e 1-0 Belice Sport che adesso deve recuperare una sola rete, ma qui l'errore clamoroso da parte di Marchese, che ha prima esagerato con questo dribbling. Calmi ragazzi, calmi!
Prima si è avventurato in questo dribbling, poi si è allungato il pallone fino a regalarlo alla disponibilità di Daniele Ciccio. 1-0 Belice Sport. Adesso in quello che viene chiamato aggregate il punteggio dice 3-2 Academy, che però non può rilassarsi a questo punto. Visto che c'è ancora tutta una partita da giocare. È data attenzione però al contatto, la conclusione. Sul fondo ci ha provato Calandra, palla in calcio d'angolo. E dopo appena un minuto dal gol realizzato, il Belice Sport è andato vicino al raddoppio. Occhio al calcio d'angolo, scodellato sul secondo palo. Palla messa fuori, altro giro in bandierina per la squadra oggi in tenuta bianca, con la battuta di Ivan Catalano. Traiettoria a rientrare col suo destro, pallone ancora sul secondo, questa volta Marchese usa le mani e lo fa nel migliore dei modi. L'avanzata da parte di Di Stefano che fa post to post da una metà campo all'altra, poi il tocco per Giglio che era forse anche in fuorigioco. Colpo di testa da parte di Pisciotta, poi il controllo di Lamotta. Stoppato il suo lancio. Lamotta con le mani per Liga. Lancio in avanti, sballato anche per via della pressione da parte di un Belice Sport sicuramente più convinto. Il gol aiuta e neanche poco, ma d'altra parte Panormus forse anche un po' immobilizzato dal doppio episodio sfavorevole. Mattia, silenzio, Mattia. La rimessa ancora per il Belice Sport con Ciulla. Liga in qualche modo controlla forse un fallo ai danni di Pisciotta. Si gioca, c'è Almerico che prova a proteggere contro Di Stefano che è bravo a portargliela via, poi non riesce a rigiocarla per i compagni. È semplice rinvio dal fondo per Gabriele Lombardo. Dicevo del doppio colpo Quattro occhi e Fazio più stretti. ricevuto dall'Academy nei primi 6 minuti di gioco. Tanto c'è un fallo commesso da Profeta ai danni di Pisciotta. Punizione sul pallone, il capitano Amato che proporrà la gittata lunga verso l'area dell'Academy. Cerca di scavalcare Pisciotta che l'aspetta lì, la blocca senza alcun problema e la gioca subito. Pisciotta che Marchese, quel servizio per Mattaliano, pressato dall'arrivo di Sabella. Rimessa per l'Academy con Cutrona che andrà ad effettuare con le mani. Colpo di testa da parte di Fazio, poi Di Stefano prova a lottare, viene chiuso in fallo laterale dall'intervento di Catalano. Mentre se ne vanno i primi 10 minuti qui sul terreno di gioco di Villa Sant'Alfonso. 1-0 per il Belice Sport. Punteggio complessivo di 3-2 però per l'Academy Panormus, che prova adesso ad attaccare con la Motta. L'avanzata di Lamotta che evita Catalano, va sul fondo, la palla è fuori, l'ultimo tocco è il suo. La rimessa di Ciulla. Calandra, fermato il suo lancio, poi spazza via senza saper né leggere né scrivere Triolo. Fallo laterale in zona difensiva per l'Academy, col mister lo giudice che prova a scuotere i suoi. Pronto a chiudere, Ivan, pronto? Rimessa per la Motta. Vai Albi! Lungo, cercare intervento di Di Stefano che non riesce a far sponda, allora rimessa subito per il Belice.
allontana Giglio, poi la palla rimane lì con la mano. Veloce, veloce. Sabella. Veloce a giocare. Azione Academy. Dai, giochiamo. La Motta, ma è da ripetere. Va bene, Alberto, va bene, vai. Ivan, occhio al 2 che è solo, Ivan! Sveglia, sveglia. Ivan. 2 qua è Battuta sempre adesso solo. la punizione da Mattaliano. La Motta prova a correre, inseguito ancora una volta da Catalano. Poi ancora palla buona per l'Academy, ma interviene nuovamente il numero 10 Bianco. L'avanzata, poi il servizio in profondità per la corsa di Calandra fermato. Riesce ad allontanare la Motta. Arriva Di Stefano che non aggancia. Poi in qualche modo Triolo. Colpo di testa di Liga. Catalano. Catalano, la sterzata. E poi il lancio di testa. Interviene Cutrona, poi ancora sui piedi dei giocatori ospiti. Ultimo tocco di un giocatore in maglia bianca. Rimessa Academy. Pressiamoli là. Occhio Saverio, occhio Saverio. Peppe, su 5, Peppe. Colpo di testa un po' forzato qui da parte di Fazio. Poi un fischio contro il Belice. Occhio dietro, ragazzi. Occhio là. Vieni, Peppe, vieni, Peppe, vieni. Peppe. Seguilo Peppe, al 2 Peppe. Avanzata intanto palla al piede da parte di Profeta. La Motta. La triangolazione che si chiude. Poi Dai Marco. il cross di La Motta non perfetto. Marco, dai. Partita dal fondo Lombardo. Occhio nella marcatura. Più stretti che stanno andando lungo. Battuta lunga. Colpo di testa di Pisciotta. Poi l'Academy con Mattaliano la gioca. Cutron. Lancio lungo di Stefano col petto. Arriva Quattrocchi. La palla poi giocata in qualche modo ma senza grosso successo da Salerno. Prova a ripartire il Belice Sport con Catalano che evita il rientro degli avversari. Poi la giocata di Gioia, la scivolata di Cutrona, poi in qualche modo riesce a tenerla il Belice con questo tocco allargato sulla destra. La conclusione è il gol del 2-0 di Ciccio, ancora una volta il più lesto, tra l'altro con un grande diagonale a battere Marchese, e adesso la situazione è in totale equilibrio. Dai raga, calmi! Ma che... Dai! Vai! Ivan! Mattia! Siamo nel corso del 15° minuto, ma di fatto inizia adesso la partita ed è clamoroso. A Villa Sant'Alfonso 2-0 Belice Sport. E ancora la palla recuperata, in blackout totale la squadra di Lo Giudice. C'è la corsa di Sabella che entra in area, la respinta! E poi se lo divora Calandra. Era in fuorigioco, ma ancora che rischio per la squadra di casa. Ancora una volta, in questo caso Sabella con la battuta di destro. E poi il salvataggio di Marchese, graziato in ogni caso dal suo avversario che era comunque in fuorigioco. Ivan, 4, Ivan, dietro c'è. Vai, Gaspare! Attenzione qui intanto ancora al Belice Sport, conclusione strozzata da parte di Mattia Pisciotta, ma c'è una sola squadra in campo. Academy Palermus che ha avuto la chance ghiotta di chiudere i conti dopo 75 secondi col calcio di rigore fallito da Mattaliano, poi più nulla per parte giallorossa. Ciulla con le mani, interviene la Motta, anticipato, poi Liga spazza male, colpo di testa di Fazio, pulisce in qualche modo
il Belice Sport con Gioia che ha servito Catalano. Lancio in profondità, interviene Liga. Pisciotta, fermato Pisciotta dal rientro di Profeta in difesa. Profeta però la gestisce male. Ciulla, Catalano, passa per vie centrali. Gioia col dribbling, il servizio poi sulla corsa di Pisciotta, che però era rimasto fermo, voleva la palla sui piedi e non in profondità. Porca troia, tira quando lo tiro, tira! Vai Albi! La battuta, colpo di testa che non arriva a destinazione, poi quello tentato da Quattrocchi di Stefano Fermato, controlla Profeta, sovrappone la Motta, anzi rimane lì a ricevere, lo chiude in fallo laterale Calandra, con le mani la Motta verso l'area di rigore di Stefano, si gira, viene fermato e l'ultimo tocco è anche il suo. Anche se il direttore di gara concede calcio d'angolo. Profeta! La battuta dalla bandierina per Samuele Quattrocchi, direttore di gara che vuole la calma all'interno dell'area di rigore. Il fischio per la battuta del calcio d'angolo che parte adesso, primo palo, allontana la difesa, poi il tentativo da parte di Salerno, però non trova la porta. La battuta lunga del capitano Amato, per colpo di testa a prolungare, cerca di liberarsi senza successo Giglio, la pressione anche di Fazio che cerca di girarsi, in qualche modo si lotta, poi prova, senza successo Quattrocchi. Calandra in posizione regolare, finta di calciare, ancora Calandra, trova uno scarico in Sabella, fermato, e poi con il fallo ai danni di Cutrona, punizione per l'Academy che ha già battuto. Fazio allarga sulla Motta, preso in controtempo un compagno, arriva ancora Fazio, poi Quattrocchi, sterza Quattrocchi per liberarsi, poi appoggia a Mattaliano, lancio per la corsa di Cutrona, fermato ancora una volta, poi commette anche fallo ai danni di Ciccio, sua la doppietta che ha restituito forza. Dai, calmi, bravi ragazzi. Mentre sta già preparando un cambio la panchina dell'Academy Panormus, vedremo di chi si tratta. Intanto chiude Mattaliano, palla buona per Salerno, lo scontro a centrocampo, Mattaliano di Stefano, Salerno per la corsa a sinistra, attenzione all'opportunità per l'Academy Panormus che sbaglia con Profeta da pochi passi, e c'è il cambio al 20° minuto. Vai Peppe, Peppe, tranquillo. Mattia! C'è l'ingresso di Andrea D'Amico, esce Giglio, Vai Andre! comunque primo cambio già speso da Salvo Lo Giudice. Dai calmo Mattia, dai! La battuta da parte di Amato, di testa Liga, subito chiamata a intervenire D'Amico, però non riesce a tenerla. Ciulla, il controllo uscendo in tempo dal fuorigioco di Sabella, poi Catalano prova a passare in mezzo a tante maglie giallorosse, ci riesce e serve Pisciotta. Pisciotta ai 20 metri, ancora Catalano, il dribbling stavolta non riesce, ma c'è Gioia che gioca in avanti, Mattaliano. Fazio di Stefano la fa scendere, scavalcato al pallone, viene cinturato da Almerico che commette fallo. Punizione Academy. Occhio Gabri! Gabriele, occhio, Gabriele! È chiamata! Ragazzi!
Fate la barriera. Attenti ragazzi! Occhio! Ciccio, attacchi al portiere, Ciccio. Attacchiamo. C'è la punizione Occhio Gabriele! con Mattaliano, palla tesa che viene deviata, la blocca Lombardo. Bravo Gabri! Forte Gabriele, forte. Forte! A lungo il portiere del Belice Sport, colpo di testa di Cutrona, poi pallone spazzato, fallo laterale per l'Academy Panormo. Vai Andrea, vai. Occhio Mattia, dai ragazzi, occhio Peppe. La rimessa per Giglio, controlla la Motta. Dica, Vai. lancio lungo dall'altra parte, il controllo, poi Quattrocchi, torna indietro, Mattaliano, Salerno, Quattrocchi al limite, cerca di calciare, viene fermato, poi arriva Fazio, la Motta, d'esterno la Motta, palla a scavalcare, colpo di testa a mettere fuori, sui piedi di Profeta che non riesce a controllare, di testa Liga, però a pressare adesso l'Academy, altro colpo di testa all'indietro, la chiusura di Almerico, poi Gioia, sovrastato fallosamente da Profeta, Bravo, salvo su, dai. e punizione Belice Sport. Ivan, pronto alla giocata, Acchiano un po'. Andrà Nino Amato alla battuta, cerca il limite dell'area, colpo di testa, ultimo tocco da parte di Mattaliano, rimessa con le mani per ancora la squadra in maglia bianca che come vedete in grafica è avanti 2-0, la doppietta realizzata da Cicio. Qui cerca la sforbiciata, senza successo Sabella, esce Fazio, palla fiondata, la sponda di Di Stefano a cercare la corsa di Salerno che non può arrivare. Vai. Messa laterale per Triolo, poi fallo di Fazio che dice di aver staccato con le braccia larghe, non secondo il direttore di gara. Siamo calmi ragazzi, siamo calmi. Ivan, calmo. Facciamo gol, così a Peppe. Peppe, sul dischetto, Se la battuta di questa punizione Anche al fuorigioco. leggermente al di qua della linea di metà campo, Dai, Gaspare, fermi. con la battuta di Triolo, lunga per tutti, la fa scorrere Liga, c'era stato comunque un fallo ai danni di La Motta. Occhio ragazzi. Lo guardi solo, via sta palla, vai, là. Dai, occhio Peppe. Occhio lì. Matti. È ripreso il gioco, Mattaliano, l'anticipo da parte di Triolo, poi Gioia in avanti, si è mosso sul filo del fuorigioco in posizione regolare Calandra la sterzata, Calandra la trivela, sbaglia ancora una volta Calandra, poco freddo, Vai Saverio. D'Amico, sterzata e lancio, colpo di testa che potrebbe favorire Salerno, anticipato però, ma è rimessa per l'Academy, sì. Allora verrà messo in mezzo questo pallone direttamente con le mani, colpo di testa di Almerico, poi D'Amico. Occhio Saverio! D'Amico prova a liberarsi, viene fermato in maniera regolare. La prova ad uscire il Belice Sport con Calandra. Calandra. Tocco corto per Gioia che si rifugia da Catalano. Sterzata di Catalano. Avanza, evita un altro avversario, va con il destro Catalano sopra la traversa. Dai. Occhio Saverio, occhio. Anda ancora un cambio per l'Academy Panormus, esce Fazio ed entra Baudo. Mattia, tranquillo, Mattia, dai, bravo Peppe.
Baudò, elemento di spicco nella formazione dei giovanissimi, allenato da Alessandro Onfre, Tranquillo, dai! e che ha fatto grandi cose nel proprio girone regionale. Marco a giocare bene. Promozione importante per lui, soprattutto per il momento della partita, anche perché qui l'Academy butta via un'altra palla con i suoi centrali e allora regala un fallo laterale al Belice Sport, che gioca verso l'area di rigore, colpo di testa di Mattaliano, poi Catalano palleggia al limite, poi viene fermato e c'è stato anche il fallo del numero 10. Non potremmo giocare così, arbitro! Dai Ivan, forza! Occhio raga! Occhio qua il 2. Con le danni di Quattrocchi, Solo il 2. con Mattaliano che è pronto ad eseguire la punizione. 27 minuti giocati. Quattrocchi, D'Amico prova a puntare, D'Amico se ne di finta la sterzata, ancora D'Amico cerca lo spazio, viene contrastato, poi riesce ad andare via. D'Amico mette in mezzo, una palla è uscita. Vai Elvi, via! Spizzicala, Macchi, spizzicala! Vai Peppe, pronto, per! La battuta di Amato, colpo di testa da parte di Lamotta, sarà fallo laterale poco davanti dal nostro punto di vista per la formazione trapanese. La sponda di Pisciotta, poi Liga calcia lungo, troppo lungo per tutti, arriva Lombardo che la fa rimbalzare. Cutrona in anticipo, poi Baudo tocca sulla Motta, D'Amico, ancora pallone in avanti, controllo di Di Stefano, cerca la sponda, la palla gli rimane lì, poi travolge l'avversario. Arbitro, equilibrio, arbitro! Tira la gamba te! Giochiamo Andrea, dai! È ancora lungo Amato, colpo di testa che favorisce Pisciotta, il palleggio al limite, Pisciotta, apertura per Sabella che va al tiro, respinge in calcio d'angolo Marchese con l'aiuto di Mattaliano. Vai, bravi! E terzo cambio per l'Academy, esce Salerno, entra Nicolò Chinnici, maglia 20 per lui, fuori il 10 dentro il 20. 29 minuti giocati, ci avviciniamo alla mezz'ora Sì, sale un poco, sale un po'. e il Belice Sport ha un calcio d'angolo. La battuta nel cuore dell'area rovesciata, la palla rimane lì, allontana Mattaliano, poi scavalcato Catalano, Gioia ripropone, ancora Gioia con il cross, tutti in fuorigioco, e allora Marchese con l'uscita e rilancio. D'Amico insegue il pallone, fermato però. Vai Peppe, bravo, bene, vai! Contiamo Peppe! Vai Albi! La palla messa al centro, sempre a cercare Di Stefano che prova a proteggere, fermato dall'intervento di Amato, poi la Motta colpisce, rovescia, la palla rimane in campo, Quattrocchi al volo, la respinta ancora sui piedi di Quattrocchi, fermato, prova a ripartire il Belice Sport con Gioia che viene fermato senza fallo da Chinnici. Chinnici va alla conclusione, non perfetto Lombardo che questa la ritrova lì. Santino! Ma che devi fare, arbitro? Ma sono ammazzati i picciotti! Invio di Lombardo, colpo di testa di Pisciotta che però regala palla agli avversari. La Motta sbaglia, Gioia fermato, ancora la Motta che sbaglia ancora, poi D'Amico ritrova il pallone, D'Amico serie di finte, viene steso, sì, il fallo da parte di Catalano, punizione sacrosanta per l'Academy Panormus.
andare alla battuta Andrea D'Amico. Quattro in barriera per Lombardo. A distanza. Metti da un palo, per! Ma non ne lo portiere! Riconta i passi D'Amico che attende il fischio, palla battuta a girare, scavalca la barriera ma scavalca anche la traversa. 31 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo. Il punteggio lo vedete: Academy Pormus 0, Belice Sport 2, che tradotto con la somma del risultato dell'andata è parità perfetta, 3 pari. Intanto Sabella fermato da Cutrona che commette fallo. Davide! Punizione Academy con Mattaliano Occhio il 2, Peppe! che cercherà sicuramente l'area avversaria nonostante la distanza proibitiva. Di Stefano, spalla alla porta, però a girarsi. Di Stefano ancora la tiene in mezzo a tante maglie bianche, poi calcia, respinto, colpo di testa da parte di Calandra su Pisciotta. Pisciotta la protegge bene, poi Gioia di prima, sponda di Sabella, preso in controtempo Calandra che però arriva però anche Catalano evita un contrasto. Baudo con la seconda scivolata, che è quella decisiva, è quella che mette la palla in fallo laterale. La battuta, poi il contrasto, il fallo e la punizione per l'Academy Panormus. Mattia, tranquillo! Ivan è pronto, Ivan! Savè, pronto. Battute in avanti. Di Stefano scavalcato al pallone, spazzato via da Triolo, poi di testa Liga. Chinnici. La palla ancora per Di Stefano che prova a girarla verso D'Amico e parte forse con un attimo di ritardo. La fa scorrere fuori senza grossi problemi Ciulla. Allora sarà una ripartenza dal fondo per il Belice Sport. Vai Peppe pronto, Peppe! Mattia pronto! Battuta lunga. Vai! Colpo di testa da parte di Cutrona, poi ancora di testa a cercare di governare il pallone Ciccio, il quale spedisce in fallo laterale. Subito rimessa pronta per l'Academy Panormus con la battuta verso Di Stefano. Di Stefano questa volta anticipata dal Merico, poi la fa scendere, la va a calciare senza successo Chinnici. D'Amico prova ad andare in 1 contro 2, si trascina la palla fuori. Va bene, no, tu che è più pronto, va bene. Ricordati che devi coprire pure te. La rimessa per Ciulla. Colpo di schiena in realtà di Baudo. Con la palla che però viene toccata forse anche da un giocatore del Belice Sport. Di Stefano dopo la rimessa. La Motta, controllo e cross che diventa un tiro facile per Lombardo. Batte subito il portiere ospite. La Motta prova ad uscire, palla al piede, lo insegue Pisciotta, si gioca e allora Pisciotta in ripartenza, la governa, il tocco per Calandra col sinistro, scivolando sul fondo. Vai Alberto! Ivan, La palla giocata in avanti intanto con la Motta che propone al centro il pallone, chiuso dall'intervento di Triolo. Poi il dribbling di Chinnici che prova a metterla ad esterno, l'intervento ancora da parte di Giuseppe Triolo, rimessa per l'Academy. Fallo laterale per Cutrona direttamente verso l'area di rigore di Stefano, viene chiuso, 4 occhi di controbalzo, allontana la difesa del Belice che ancora però deve stringere i denti. 4 occhi, Baudo, la scodella in avanti, poi c'è la sponda controllata da Lombardo.
calcia a lungo Lombardo, arriva a centrocampo dove c'è Sabella, sponda per Calandra anticipato, poi D'Amico non può arrivare. Vai, Peppe, pronto, Peppe. Dai, Peppe, dai. Pisciotta Ancora. la protegge perfettamente, poi la Motta gliela porta via e riesce anche a lanciare. Di Stefano, spalla alla porta, solito grande lavoro, con il tocco largo sulla sinistra. Attenzione al tentativo, forse uno sgambetto prima del tentativo di Chinnici. In ogni caso si lotta alla in mezzo, si calciano addosso il pallone Ciccio e Sabella recupera l'Academy col fallo. Le proteste anche piuttosto vibranti da parte di Daniele Ciccio. Punizione Academy al 37esimo minuto, quasi in scadenza. Vai, Mattia. E con la punizione affidata ad Adriano Baudo. C'è il fischio. Parte Baudo, la palla alta e lunga, troppo per tutti. Vai, Mattia. Veloce. Gabriele, calmo, Gabriele. Vai, Peppe, pronto, Peppe. Stretto, Samu, più La stretto. battuta Samu. lunga affidata Vai, Peppe, vai. questa volta vai. a Triolo, di testa sempre Liga. D'Amico arriva per primo. La Motta, il lancio immediato a cercare e a trovare Quattrocchi. Quattrocchi lotta, la tiene in campo. Di Stefano cerca di sterzare, viene fermato da Amato. Calcio d'angolo Academy. Vai, Albi. Peppe, prendi a qualcuno, Peppe. La battuta di D'Amico. D'Amico, secondo palo, non arriva la ribattuta poi Mattaliano, ma prima c'è stato il fallo. Falli salire, Peppe, falli salire, Peppe. Vai, Peppe, Peppe. 38 e 30. Vai, Mattia. Mattia. Tue. Vai. Liga va a lungo, cerca Di Stefano che la controlla questa volta, va a fare da sponda per Quattrocchi. L'avanzata di Quattrocchi che propone questa palla dentro, non arriva per pochissimo D'Amico. Sembra un po' scesa la pressione del Belice Sport, sale invece di intensità Peppe, pronto, Peppe. il possesso palla dell'Academy Panormus, cui forse manca l'ultimo tassello per andare a colpire la difesa ospite. Occhio a due, Peppe. Con le mani Cutrone intanto. Colpo di testa addosso a Chinnici, rimessa Belice Sport. Vai. Ivan. Palla lunga a cercare Sabella, la sponda che però trova Quattrocchi. Mattaliano costretto a inseguire il pallone. Vai, Peppe. Lancio che trova la Motta, il controllo che riesce, ma non ci sono rifornimenti a centrocampo. C'è Liga però a rialimentare l'azione dell'Academy. Palla in avanti, Di Stefano la tiene, arriva la Motta e lo serve. La Motta calibra questo cross sul secondo palo, la palla che rimbalza su Chinnici che segna il gol dell'1-2, torna in vantaggio nel doppio confronto l'Academy Panormus e lo fa nel modo più rocambolesco, però da premiare, da lodare l'insistenza con cui la squadra di Lo Giudice è tornata ad attaccare con una certa intensità. Direi decisamente attutito adesso il doppio colpo anzi il triplo colpo del rigore fallito e dei 2 gol subiti nel primo quarto d'ora di gioco. Dai, Alberto. Dai, che sempre un gol dobbiamo fare, dai. Vai, Peppe. Ivan, pronto, Ivan. Battuta lunga pronto, intanto Ivan. dal fondo di Marchese. Dai, Gaspare. Gioia. Di testa Mattaliano.
Palla in fallo laterale con lo Sport Belice che adesso deve tornare su di giri se vuole quantomeno rimettere in parità la situazione. È chiaro che un gol manderebbe tutti ai supplementari, ma ricordiamoci ancora tutto il secondo tempo da giocare, quindi ancora spazio per le emozioni e per i colpi di scena. Qui la Motta colpisce male, lui che col suo cross ha messo Chinnici in condizione di andare in gol e che adesso con la testa prova a rimettere in gioco per i compagni. Baudo prolunga su Cutrona, sbagliato il tocco, poi lancia in avanti controllato da Liga. Liga controlla e palla in profondità per Di Stefano, questa volta decide di girarsi, poi smista ma lo fa male e viene fermato da Amato. Corre Catalano, inseguito da Baudo. Catalano, interviene la Motta, poi l'ultimo tocco è del numero 10 in maglia bianca. E per il direttore di gara, dopo 2 minuti di recupero, può bastare così. 2-1 Belice Sport in virtù della doppietta messa a segno da Ciccio nel primo quarto d'ora, dopo che aveva fallito un rigore l'Academy Panormus che giusto 2 minuti fa è andata in gol con Chinnici e dunque si riporta quantomeno in vantaggio nel doppio confronto. Attualmente il punteggio complessivo è 4-3 per la squadra di Lo Giudice. Noi restiamo collegati dal campo sportivo di Villa Sant'Alfonso a Palermo, poi torniamo per il secondo tempo di Academy Panormus Sport Belice.
Torniamo in diretta dal campo sportivo di Villa Sant'Alfonso per il secondo tempo di Academy Panormus Belice Sport. I primi 40 minuti, anzi 42 in virtù del recupero, si sono conclusi sul risultato di 2-1 per la squadra ospite, mentre la formazione di casa provvede a un cambio. Il quarto dall'inizio della partita: esce Profeta, entra Giovanni Vassallo, maglia numero 15 per lui. Non cambia nulla invece nel confermatissimo 11 scelto in partenza da mister Massimiliano Marrone. Formazioni di partenza che a breve andrò anche ad elencare, anche la successione delle reti intanto, prima con un calcio di rigore fallito dall'Academy Panormus dopo 1 minuto e 15 secondi di gioco, che sembrava un presagio di quello che poteva essere un incontro sotto controllo per i ragazzi dello giudice, che invece al quinto e al 15esimo hanno beccato 2 gol, entrambi da Ciccio, e hanno anche rischiato di beccare la terza marcatura. Prima di andare a trovare proprio al 40esimo il gol dell'1-2, quello che fissa per il momento il risultato, con Chinnici che adesso aggira proprio sulla corsia vicino alla nostra postazione. Il direttore di gara che sta per emettere il fischio di ripresa del gioco, con la palla a disposizione del Belice Sport. Ecco la ripresa che inizia. Il colpo di testa. Qui non riesce Di Stefano a controllare, ci pensa Liga a sistemare il pallone. Quattrocchi subito di corsa verso l'area. Di Stefano prova a girarsi, calcia, viene ribattuta, la palla rimane a lui, incollata da Amico. Poi lo scarico per il cross, allontanato in qualche modo, poi arriva Chinnici, tutto ok per l'arbitro nel contrasto proprio con Ciccio. Bravo Giovanni. Subito coinvolto nell'azione Vassallo. Chinnici cerca la sponda per D'Amico, poi si lotta al limite, allontana la difesa in maglia bianca. Il controllo di Sabella. Senza fallo, di spalle non va via. Pisciotta prova a tenerla, la scarica molto bene, arriva però Quattrocchi. Baudo suo lato e poi servizio in profondità, intercettato in fallo laterale. Academy Panormus che si schiera con in porta Marchese, quella linea difensiva, mentre qui Di Stefano prova ad andare via. Di Stefano in area, Di Stefano propone l'assist, intercettato però, la palla ancora buona per il tentativo di Baudo che la tiene. Baudo cerca di liberarsi, resiste al primo contrasto, non al secondo però. Non si gira Davide. Pisciotta, Mattaliano. È stato il fallo però prima di Baudo. Allora punizione allora alle formazioni, con l'Academy che appunto schiera Marchese in porta. Difesa con la Motta a destra, Cutrone a sinistra. I centrali sono Mattaliano e Liga in mezzo al campo. Adesso tutta nuova la linea mediana, con il solo Quattrocchi confermato e con Baudo e Vassallo a completare. Chinnici e D'Amico sono le ali a sostegno della punta centrale, ovvero sia Di Stefano. Che qui prova a ricevere ma la palla è uscita. Allora formazione Belice Sport con in porta Lombardo, in difesa a destra sta per battere il fallo laterale Triolo, a sinistra Ciulla, i centrali sono Amato e Almerico, in mezzo al campo Gioia con Ciccio, Catalano tra le linee, Sabella e Calandra sugli esterni, la punta è Pisciotta. Occhio a questa palla al limite, proprio Gioia però va a calciare, tiro liberatorio per evitare guai. Ricordo che l'Academy Panormus ha già mandato in campo 4 giocatori, si tratta di Vassallo appunto, ma anche D'Amico, Baudo e Chinnici nel corso del primo tempo, quindi già 4 i cambi eseguiti da mister Lo Giudice, che ha comunque altri rifornimenti in panchina. Il secondo portiere Presti Giacomo, poi Corracchio, D'Alfonso e Croce. Dall'altra parte panchina più corta per mister Marrone, che porta il secondo portiere Leone, anzi non porta portieri, porta solo giocatori in movimento, quindi Leone, De Giorgio, Vivona, Atria, Russo e Ancona. Di Stefano la allarga per D'Amico, prova a puntare, devido a un avversario, D'Amico ingresso in area, la piazza, la respinta sui piedi di Quattrocchi che può armare il tiro di Baudo, lo fa male però, ma subito un'opportunità
per l'Academy. 3 minuti già trascorsi, palla lunga, prova ad arrivare Cutrona che arriva, la tiene anche in campo. Cutrona passa, viene steso, sì, fallo commesso da Ciccio, punizione. Ah, raga! Allora la punizione, c'è Quattrocchi sul punto di battuta, 4 minuti trascorsi, è una buona opportunità questa per l'Academy Panormus, difende in massa il Belice Sport, ne manda in area 7 la squadra di Lo Giudice, c'è il fischio, la battuta direttamente in porta, colpo di testa e palla in calcio d'angolo sull'intervento di Triolo. Ancora Quattrocchi, questa volta dalla bandierina, pallone ancora sul primo palo, colpo di testa di Pisciotta, rimessa. Quattrocchi corto, Vassallo, ancora Quattrocchi col cross secondo palo, lungo per tutti. Vai Alberto, Mattia, pronto! Va bene, dai, diamo intensità. Corri te! Dai Gaspare, pronto, dai! La battuta da parte di Triolo, colpo di testa di Liga, forse ostacolato, poi Ciulla la mette fuori di testa. Con le mani la Motta a cercare di Stefano in mezzo a due, Quattrocchi! Sul fondo di nulla, una rasoiata potente di Quattrocchi. Seconda palla gol in 5 minuti e mezzo di ripresa per un'Academy Panormus sicuramente migliore rispetto a quanto si è visto nella prima fetta di primo tempo. Gioia contrastato da Vassallo, poi Di Stefano fermato, ma la palla ce l'ha ancora la squadra di casa con Cutrona. La sterzata di Cutrona, il tocco da Amico con l'arbitro che ha fatto un salto da atleta per evitare di essere colpito dalla palla. Attenzione però al Belice Sport che attacca sulla sinistra con Sabella. Sabella prova a passare, Sabella ancora, respinge Mattaliano in calcio d'angolo all'improvviso. Alberto Sabella. E tiro dalla bandierina, il primo della ripresa per la squadra di Marrone. Andrà con Catalano, palla scodellata sul secondo palo, molto lunga, anzi troppo lunga. Andrà con le mani Luca Cutrona. Palla allargata dove c'è Liga. Servizio per D'Amico, spalla alla porta, buona protezione, tocco per la Motta, poi Quattrocchi prova a proteggere ma Gioia gliela porta via. Sabella fermato da Quattrocchi, rimessa a Belice Sport. Con le mani Ciulla, palla recuperata dall'Academy Panormus, preso però in controtempo di Stefano. Calandra, prova a liberarsi Calandra, evita Baudo, ancora fermato però dall'intervento di Quattrocchi. Allontana Liga, che però non trova compagni. Tanto tutto fermo per il momento sulla panchina dell'Academy, anche in realtà in casa Belice Sport non ci sono movimenti a bordo campo. Ciccio cerca di calciare con deviazione, la respinta di Marchese che poi blocca, tiro insidioso e qui l'arbitro fischia contro Pisciotta. Qui Pisciotta aveva pressato con eccessivo vigore Marchese, che però è stato bravo
a controllare la palla dopo la respinta. Un tiro non semplice da gestire quello di Cicio perché era deviato. Pisciotta qui, fermato da Liga, forse un po' troppo precipitoso ma comunque cauto nel mettere la palla in fallo laterale. La rimessa verso l'area di rigore, in qualche modo Baudo poi palleggia Sabella, fermato da Baudo che alla fine vince anche il contrasto a terra. Gira di prima. Chinnici bruciato dall'intervento di Triolo che taglia tutto il campo per gestire la palla. Baudo lo ferma ancora. Chinnici, Di Stefano prova a sbracciare in mezzo alle maglie bianche. Partita non semplice per il centravanti della Academy Panormus, che qui libera con D'Amico, fermato sul pallone, poi ancora palla sua, fermato ancora una volta, questa volta col fallo da parte di Ciulla. Bravo, dai Andrei, dai! Non ci sta mister Marrone. Sembrava abbastanza chiara la spinta da parte di Saverio Ciulla. Tanto indicazioni il mister lo giudice a Liga, che però non sale su questo calcio di punizione. 9 minuti 36 secondi nel secondo tempo. C'è D'Amico sul pallone, ce ne sono 3 in barriera per Lombardo e c'è l'arbitro che fischia. La battuta di D'Amico sventagliata sul secondo palo, colpo di testa di Di Stefano che non riesce a indirizzare però. Vai Mattia, calmo Mattia. Stretti dietro, ragazzi, stretti dietro. Andrà alla battuta lunga Giuseppe Triolo. Palla che raggiunge il centrocampo, Pisciotta scavalcato, non Cutrona. Poi Baudo, non preciso nella girata, meglio col colpo di testa. Quattrocchi, Di Stefano si gira. Serve la Motta che crossa sul secondo palo, interviene a tagliare Triolo. Poi Baudo ripropone di testa, spazza via Capitano Amato. La Motta, Marchese, palla lanciata in avanti. Di Stefano prova ad arrivare il primo e lo fa col colpo di testa. Vassallo, ancora per Di Stefano che questa volta si può girare, a spazio il 9. Di Stefano calcia col destro, tiro strozzato, bloccato. Vai Alberto, tranquillo Alberto. Lombardo che va a rinvio, palla che raggiunge la metà campo. Pisciotta ancora una volta non ci arriva, ci arriva Liga. Poi la Motta in qualche modo, Quattrocchi anticipa l'avversario, D'Amico fermato. E allora Sabella per Catalano, per il Belice Sport che va a lungo, ma male con il suo numero 10. Fa salire i compagni Alberto Marchese per andare lungo col rinvio con i piedi. Di testa Ciulla, poi di testa, anzi di nuca la Motta. Baudo non riesce nel dribbling, poi con la scivolata pericolosa e fallosa. Dai, va bene Adri. È il giallo anche per Andiamo Baudo. la prima, scarica la prima. Piede un po' troppo alto per il numero 16. Ci sta sicuramente il fischio. Cartellino giallo che punisce forse. Un po' di tensione tra i due allenatori. E se è pronta la punizione, scodellata verso l'area, l'arbitro fischia contro Pisciotta. Un po' nervoso Pisciotta con i suoi compagni che non hanno accelerato la ripresa del gioco. Naturalmente in questo momento l'Academy non ha fretta.
è ancora avanti nel punteggio complessivo, anche se non può fidarsi. Qui Chinnici prova a liberarsi, viene fermato Baudo, ma c'è stata la spinta prima di Chinnici. Allora punizione Ivan, calmo, Ivan! per il Belice Sport. Daniele, di questa palla, non partite tutti, non la permetterli! Calmo, calmo! Di questa palla, Ivan! Gaspare, pronto, Quando mancano ancora tanti minuti, ne mancano 26 allo scadere dell'80°, poi sarà recupero. Cutrona di testa in fallo laterale. E sarà rimessa per Triolo. Lungo verso l'area di rigore a cercare Pisciotta, la palla che viene allontanata, poi Baudo spazza, colpo di testa in avanti, poi quello di Liga. Vassallo stacca, palla per Quattrocchi. Quattrocchi prova il break per vie centrali, viene fermato di testa Baudo. Poi il controllo di Ciccio. Calcia Triolo, gamba tesa. Fatti vedere, dai! Punizione ancora per Triolo. Palla tesa verso l'area di rigore, allontana in qualche modo Mattaliano. C'è stato per il tocco in realtà Sbilenco da parte di Amato, anzi di Ciccio, e allora la rimessa è per l'Academy. La Motta rischia e la perde. Pisciotta, serie di finte al limite, Pisciotta, Catalano al tiro, fermato. Poi la palla rimane lì. Colpo di testa, ma l'arbitro fischia. Il fallo di Vassallo. Calcio di punizione per il Belice Sport. Tutto l'11 giallorosso nella sua area di rigore, compresi i 4 della barriera. C'è il fischio del direttore di gara, la battuta con deviazione. Palla in calcio d'angolo. Il tentativo di Gioia che ha ancora le mani ai capelli per l'occasione sfumata, ma occhio al corner di Pisciotta. Palla sul secondo palo di testa Mattaliano ad allontanare, poi la Motta in qualche modo libera. Gioia alimenta l'azione, prova a dribblare, ancora Gioia, palla verso l'area di rigore, erano tutti in fuorigioco ancora, compreso Calandra, che è andato a colpire col tacco. Ivan, pronto, E la battuta di Mattaliano, colpo di testa ad allontanare, poi Baudo. Poi intanto il lancio non controllato. Vai Gaspare, vai! Qui Cutrona colpito da Calandra, punizione, giallo. Secondo ammonito del match dopo Baudo. Dai, alzati però, dai! E punizione per l'Academy Panormus. Dai, Baudo, come lì, Baudo, dai. Occhio da bere, occhio! C'è Baudo sul punto di battuta. Vai, non ti assaltare! Siamo quasi a metà del secondo tempo. La battuta di Baudo verso l'area di rigore, Mattaliano prolunga per in fuorigioco.
e quindi vanifica anche la correzione da parte di Di Stefano. Sul pallone il solito Triolo. Perché non chiami a lui? Palla lunga, va giù senza subire fallo la Motta, poi non riesce a tenere la palla in campo Sabella. Vai Ivan, Gaspare! Sei in partita, dai! La palla girata in avanti. Di Stefano non riesce a servire i compagni, allora spazza la difesa in maglia bianca, di testa Liga, di testa anche Baudo, non in maniera definitiva. Calandra, poi il tocco a cercare Pisciotta, fermato a Liga, non sul pallone, secondo l'arbitro. Provaci Ivan! Provaci, toccalo morto! Vai Alberto! Ah, la ribattuta in porta. Ragazzi, pronto, rimpallo, no? Mattia, pronto? C'è la punizione sulla palla Triolo. Vai Alberto! C'è il fischio, la battuta verso la porta, la barriera con Vassallo, poi altra deviazione. Pallone che rimane lì, allontana l'Academy Panormus, c'è un giocatore della Brescia Sport a terra. Vassallo prova a puntare, palla per Di Stefano in area di rigore, Di Stefano la protegge. Di Stefano, pallone sul secondo palo, Cutrona prova a tenerla in qualche modo, cerca di girarsi, Cutrona si libera, lo scarico indietro per D'Amico, Murato! Poi allontana la difesa del Berice Sport, occasionissima per Andrea D'Amico qui. Ora prova a ripartire il Berice Sport con Sabella, il tocco per Triolo. Triolo cerca di sterzare, passaggio intercettato. Adesso squadre lunghe e attenzione perché ne può giovare chiaramente lo spettacolo. Vassallo allarga per Di Stefano che è molto defilato, si inserisce Chinnici, Di Stefano va da solo, allunga la falcata contro Almerico che non riesce a farlo girare. Poi chiude Gioia che la allontana anche bene. Pisciotta, scavallata la metà del secondo tempo, restano 19 minuti alle due squadre per cercare di portare a termine l'obiettivo, ma allora attenzione alla corsa qui di Sabella che si inserisce nell'area di rigore, fermato. Il lancio di Catalano, fuori gioco di Pisciotta, dunque non vale il gol. Vai Albi, vai Ivan! Pronto! Vai così, dai, però, vediamoci! Vai Ciccio! Punizione. Fatta! Calandra, pronto, Calà! Battuta È tua a Luca! cercare la corsa di Cutrona. Cutrona fermato. Baudo arriva prima ma dimentica il pallone, allora Pisciotta. Senza fallo, Adri! Pallone giocato di prima, Catalano intercettato, arriva dietro D'Amico che lo scippa. Di Stefano. Baudo apre a memoria e trova Cutrona. Luca scarica! Vassallo, suolata all'indietro per Cutrona che cerca di liberarsi, lo fa. Vassallo cerca la palla in mezzo, c'è la sponda di Quattrocchi che in realtà se la controlla, poi non trova l'assist e allora prova a ripartire con 4 uomini il Berice Sport, ma Catalano viene fermato, forse anche un po' stanco il numero 10. Di Stefano, controllo, cerca una sponda, non la trovo, l'aiuta i difensori a servire Quattrocchi che però non controlla. Adesso tanti errori dopo 62 minuti di grande intensità. Arriva la prima mossa di mister Marrone, esce Calandra ed entra al suo posto Antonino Ancona, maglia 19. Palla lì ancora a lottare e a recuperarla la Motta.
Chinnici avanza, viene però fermato. C'era da servire un compagno che non è stato servito. Baudo lungo, Di Stefano cerca la sua classica giocata, viene però stretto da 4 maglie bianche. Catalano, palleggio e girata, dove però c'è il solo Vassallo che non ha il problema di girarsi perché lo fa molto bene sul non entrato Ancona. La Motta avanza e lancia, ma Di Stefano veniva incontro, allora palla persa dall'Academy Panormus. 16 da giocare più recupero. Batte lungo Lombardo, Cutrona di testa, trova Vassallo. Vassallo per Cutrona, i due in qualche modo la giocano. Baudo cambia fronte e trova la Motta che ha spazio per avanzare. Di Stefano ancora una volta spalla alla porta, si gira Di Stefano, va a calciare! Se lo inventa dal nulla Di Stefano, il gol del 2-2, il gol che avvicina sempre di più l'Academy Panormus al passaggio del turno. Ma cosa si è inventato Di Stefano? Il 2-2, la giocata che ha tentato 1000 volte in questa partita, gli riesce nel momento in cui serviva di più, nel momento in cui riesce a stappare la gara. Totò Di Stefano, 2 pari, l'ha messa all'andata, la mette anche al ritorno e soprattutto restituisce quelle 2 lunghezze che aveva l'Academy Panormus alla vigilia di questa partita. Ma adesso non mancano più 80 minuti, ne mancano 15 più recupero e l'Inezia ce l'ha tutta la squadra dello Giudice che si attacca con la forza ritrovata dopo l'inizio difficile. La Motta, Liga, palla per Vassallo che la può controllare al limite, però non ha più il ritmo per il tiro, allora la gioca. Cutrona, sterzata di Cutrona che prova a passare in mezzo a 2, prova ad arrivare D'Amico che anticipa l'avversario, poi D'Amico agganciato da Ancona, punizione. Adesso è completamente un'altra Academy Panormus rispetto ai primi minuti. Chiaramente basta un gol per cambiare in positivo o in negativo l'inerzia di una partita. Inerzia che ha ritrovato la squadra di Lo Giudice, brava a reagire. Adesso padrona del campo. E ora Mattaliano vuole riprendersi quello che non è riuscito a prendersi al secondo minuto di gioco con questo calcio di punizione. Mattaliano sul fondo. Movimento intanto sulla panchina giallorossa, mentre c'è la battuta lunga di Amato. Di testa Quattrocchi, si arrampica sul pallone. Baudo, la girata di D'Amico, Di Stefano con l'aggancia al volo, poi commette fallo. Battuta lunga di Almerico, colpo di testa che non riesce, alla Motta che va a vuoto, allora Sabella non la controlla, ma la palla è comunque uscita, quindi rimessa per gli ospiti. Rimessa un po' dubbia da parte di Ciulla, poi mette fuori la Motta, altro fallo laterale per la squadra di Marrone che adesso ha gli ultimi 13 minuti più recupero per compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa. Ma qui Sabella con la girata intercettata e poi messa fuori. Gioia di testa. Rientra dal fuorigioco Sabella, non in maniera ininfluente, e allora si ripartirà con un calcio di punizione in favore dell'Academy Panormus. C'è cambio con l'ingresso di Luca D'Alfonso, uno dei 3 marcatori della gara di andata. Esce Quattrocchi. Con la Motta che si mette a centrocampo, D'Alfonso che opererà da laterale di destra della linea arretrata.
battuta lunga, colpo di testa da parte di Gioia, poi si libera bene Triolo che può avanzare, porta palla Triolo, fermato da Baudo, Liga, palla per Di Stefano, cerca la giocata e la trova su Chinnici, ma è bravo Cicio ad allontanare. Ancora però Academy con la palla in avanti, intercetta nuovamente la difesa, poi la Motta nella sua nuova posizione almeno per oggi. D'Alfonso allontana in fallo laterale. Dai Buba! Cambio, rimessa e palla in mano per l'Academy Panormus. A 11 minuti alla fine più recupero. Palla lunga, Di Stefano riesce a sfondare, poi colpo di testa da parte di Catalano, cerca di passare Sabella, lo ferma D'Alfonso ma senza toccare. Arbitro! Tempo, recuperiamo, arbitro! Intanto c'è un giocatore a terra, Crampi, che non potrebbe essere altrimenti Arbitro, si per recupera! Di Stefano. Direttore di gara che indica il cronometro, come a far capire recupero tutto. Si riprende a giocare col fallo laterale per l'Academy, si è rialzato ovviamente Di Stefano che ha anche ricevuto cenno per rientrare, l'uomo che sta decidendo questa gara di ritorno e che, diciamolo, sta decidendo il doppio confronto, 2 gol su 5 realizzati dalla sua squadra. Mentre ancora problemi Di Stefano, col paccio indurito, niente, non ce la fa. Arbitro, è a terra, arbitro! Mette fuori Liga. Arbitro, tempo! Si recupera questo, arbitro! È ancora a terra Di Stefano, invitato ancora ad uscire. Allora provvede subito al cambio mister Lo Giudice, dentro Croce. Bravo Fa, bravo, dai, bravo Totò, dai! Dunque si siede in panchina Di Stefano. Anche oggi il suo compito l'ha svolto egregiamente, gol compreso. Intanto prova a liberare la difesa dell'Academy, palla che colpisce l'arbitro e da regolamento. La palla torna a disposizione dell'Academy che l'ha lanciata via. A te pronto! Mattaliano, palla per Cutrona che cerca di liberarsi e ci riesce, per resiste anche ad Ancona. Cutrona, l'entrata di Ancona. È ammonito Ancona. Dai Luchi, dai. La punizione per l'Academy Panormus, terzo ammonito della gara dopo Baudo e dopo Calandra che è uscito. Giallo anche per Antonino Ancona. Importa. Tocca alla punizione qui di Baudo, fischia l'arbitro. La palla squadrata sul secondo palo, è una gran palla questa, c'è la deviazione della difesa. Poi Chinnici, spalla alla porta il 20, raddoppiato, va verso la bandierina, lo fermano. Ancona sbaglia, palla recuperata da Mattaliano che poi non riesce a proseguire, Vassallo non riesce, allora Pisciotta, fallo di Liga, calcio di punizione. Lascialo! Hai visto che cosa ha fatto il 5, arbitro? A terra Pisciotta.
Ma lo senti, arbitro, lo senti? Intanto qui giallo per Pisciotta. Cioè io ci arrabbio, ti faccio la faccia tanto ma lo butto fuori. No, infatti La punizione di Almerico. Pallone verso l'area, in qualche modo arriva Chinnici, poi in qualche modo Gioia calcia, la rovesciata in fuorigioco. Dai Lore, tieni sta palla Lore, dai. La punizione per Marchese, ultimi 6 più recupero. Battuta lunga di Marchese, veloce, prova a staccare, poi Vassallo anticipato. Bravo, bravo ancora Luca. Bravo qui ancora. Cutrona a resistere alla carica di Triolo. Baudo, il lancio di Liga, non arriva Cutrona. Testa, lui, testa, Prima Lore. Gioia la tiene, poi prova anche a girarsi, avanza e serve Catalano. Pisciotta anticipato però, buona avanzata qui da parte di Lamotta, fallo di Pisciotta. La battuta di Mattaliano, sponda di croce, palla per D'Amico che prova a inserirsi in area di rigore, la tiene D'Amico, poi incespica sul pallone. La palla ce l'ha ancora l'Academy con la Motta che crossa, diventa un tiro che si alza sopra la traversa. Dai, 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 non vogliamo, dai! Vai, dai! Pisciotta qui non arriva sul pallone, c'è Baudo alle sue spalle, poi Gioia recupera. Poi bravo qui a fermare tutto Liga, rialimenta l'azione ancora il Belice Sport. Poi c'è un rientro dal fuorigioco di Sabella. E punizione. Muovi sta palla, muovi. Liga alla battuta. In avanti, colpo di testa tentato da Chinnici, poi Ciccio va a chiudere, ancora Chinnici che pressa e Vassallo che recupera, fallo laterale. Lasciala, Giovi. Cosa è squadra mentale questa è la gamba tesa, arbitro! Qui Cutrona allo scontro, è l'ultimo a toccare. Dai Luca, dietro, Luca, va bene. Dai Ivan, svegli, dai! La fa rimbalzare Gioia, contrastato da Vassallo, poi la calcia lontano D'Amico, diventa buona per Lombardo che si fa quasi beffare da croce. Poi il lancio di Lombardo. Triolo fermato da Vassallo. La gioco facile. Buon impatto in partita di Vassallo dal suo ingresso in campo nel secondo tempo. Baudo allarga per la Motta che rincorre il pallone, non riesce a servirlo per D'Amico. Ultimi 3 prima dell'80°. Tanto batte lungo il Belice Sport. Qui D'Alfonso la protegge contro Sabella. Bravo Bubba! Rimessa per l'Academy. Attacchiamoli là, alza sta squadra! Calcia lungo Liga, ma calcia male però. Tanto c'è un cambio nel Belice Sport, esce Catalano ed ingressa al suo posto con la maglia numero 15 di De Giorgio.
Si era rimessa con le mani da parte di Ciulla, non controllata dai compagni, allora allontana l'Academy, palla che esce di nuovo, forse in fallo laterale, sì. Gioia viene pressato ma riesce comunque a girarsi, poi bravo Baudo, il quale poi lancia lungo alla ricerca di Croce. Almerico in qualche modo l'allontana, poi la pressione di Vassallo è fallosa su Ancona. Calcio di punizione per il Belice Sport con la battuta di Almerico, colpo di testa, poi da Amico, alla fine calcia lungo la Motta, di testa Almerico, la palla che non viene controllata da Ciulla, fallo laterale in favore dell'Academy Panormus, che arriva avanti di 2 gol quando inizia l'ultimo degli 80 minuti. Sabella intercetta Baudo, l'ennesimo pallone intercettato della sua partita. Liga la fa scorrere, poi calcia più lontano che può in fallo laterale. Preso un po' di stanca della partita, ci si avvicina al recupero. Questi 2 gol che vedono comandare nel doppio confronto la Academy Panormus sicuramente hanno fatto scendere il ritmo da una parte e dall'altra. Academy in controllo, Belice un po' sfiduciata, ma attenzione a Chinnici che punta, ingresso in area. Chinnici contro Almerico, prova a passare, Almerico non glielo consente e anzi gliela calcia addosso ed è rinvio dal fondo. 5 minuti di recupero con Almerico che rimette subito in gioco il pallone, sponda di Pisciotta, bravo ancora una volta D'Alfonso, poi Gioia, la gioca su Pisciotta, Sabella sempre contro D'Alfonso che non lo fa girare, Pisciotta col tacco, c'è il Catriolo, la palla allargata sulla sinistra, Gioia fermato dall'intervento di Lamotta. Recupera palla il solito Vassallo, sbaglia però, recupera e guadagna rimessa. Vai, Lore! Dai, giochiamo, dai! Solo! D'Amico controlla e calcia, la palla che si alza a campanile sopra la traversa. Qui la palla che scavalca tutti, alla fine Liga, poi Gioia che la controlla, resiste alla carica e serve in avanti, ma Triolo che sta chiudendo la partita in attacco non controlla. Croce, controllo e sponda. La Motta, ancora fiato per correre. Passaggio intercettato da Ciulla, fallo laterale, è trascorso 1 minuto e mezzo dei 5 di recupero. Missione quasi compiuta ormai per l'Academy Panormus che prosegue il suo cammino della fase regionale del campionato regionale allievi under 16. Sì, Buba! Qui Chinnici prova a calciare dalla 3/4, viene intercettato, poi D'Amico forse con un braccio l'arbitro lascia giocare Triolo. Sì, Nico, non mollare, Nico! Tu, Nicolò. Palla appoggiata per Bravo, Adri, il bravo! nuovo entrato di Giorgio Bravo che l'abbiamo recuperato. Vassallo, fermato. Poi Cutrona con l'ennesimo recupero. C'è il cambio. Tu. Esce Cutrona, entra Porracchio. Cambia anche il Belice Sport. Oh, a 2000, Fede, subito. È uscito il 3. 3, signore, 3, è uscito il 3. Di là, signore, è lì. Terzino sinistro sono me.
Tanto dall'altra parte è uscito Triolo, è entrato Vivona. Vedremo se ci sarà ulteriore recupero dopo questi due cambi. Almerico intanto, poi Vassallo. Vassallo resiste, tiene la palla in campo, no. Palla che sembrava addirittura sopra la riga. Gioia, tocco per Pisciotto. Porracchio lo ferma senza commettere fallo, poi pallone messo fuori. Rimessa di Porracchio, sponda tentata da Croce senza successo, spazza via Amato, poi di testa Mattaliano. D'Amico in qualche modo riesce a spondare, l'arbitro fischia fuori gioco del numero 17. Tanto c'è la battuta. Sabella prova a correre, viene fermato. Ultima trentina di secondi, 35 per l'esattezza. Poi potrà celebrare un altro scalino superato l'Academy Panormus, che qui con Marchese blocca il pallone. Per questo rinvio dovrebbe arrivare il triplice fischio. Mancano 15 secondi allo scadere del quinto minuto di recupero. Vassallo la tiene sulla pressione di De Giorgio. Ancora Vassallo, tiene palla, lo ferma Ancona. Scade il quinto minuto di recupero. È finita! La rimessa di Chinnici verso l'area di rigore, colpo di testa di D'Amico e c'è tempo per l'ultima paratona di Lombardo. Poteva addirittura vincere anche il ritorno l'Academy, può ancora farlo perché c'è calcio d'angolo. Pallone battuto sul primo palo, allontanato la difesa, poi la girata di Croce, la palla che rimane sul piede, poi la piazza sul fondo e basta così. L'Academy Panormus passa il turno battendo nel complesso col punteggio di 5-3 il Belice Sport. Finisce 2-2 la gara di ritorno, con, ricordo, il doppio vantaggio della squadra ospite con Cicio con la doppietta, poi prima dell'intervallo Chinnici e infine il gol del definitivo 2-2 firmato dal bomber Di Stefano. Dunque passa il turno in questa fase regionale del campionato allievi under 16 la squadra di mister Lo Giudice, che un po' ha sofferto, ma alla lunga nel complesso dei 160 minuti ha meritato di andare avanti. Noi vi ringraziamo per averci seguito oggi, naturalmente restate connessi con il canale YouTube di Sportisiri, a cui vi invitiamo ad iscrivervi, oltre ovviamente ai canali social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok di Sportisiri, ovviamente al sito www.sportisiri.it per non perdere neanche un aggiornamento sullo sport siciliano a 360 gradi da Villa